Cari telespettatori, Massimo Ciastaro, segretario SPI-CGIL del Veneto, qui con noi per commentare, per fare un quadro di quelle che sono le ricadute sulle persone anziane, sui pensionati, delle conseguenze della guerra, che è una guerra effettiva e diventa anche una guerra economica. Una guerra economica, come sempre in questi casi ci sono le ricadute che finiscono ad essere pesantissime sulle persone più fragili. Naturalmente senza negare il fatto che in quei paesi poi ci sono i morti, insomma, ecco, quindi sono donne, bambini e anziani che muoiono, perché questo è l'effetto della guerra lì. L'effetto indiretto della guerra è quello che stiamo vedendo già, c'è un aumento spaventoso dei prezzi, perché ovviamente quando aumenta il petrolio, aumenta il gas, significa che aumentano i trasporti e quindi i rincari cascano su generi alimentari, quelli che troviamo al supermercato, quindi frutta, verdura, latte, eccetera, subiscono gli aumenti del trasporto e quindi una catena che determina una condizione materiale delle persone sempre più complicate. Va anche aggiunto che oltre ai danni derivanti dalla guerra ci sono i danni derivati dalla speculazione, perché succede, e l'abbiamo visto, insomma, perché il giorno stesso in cui sono cominciati il conflitto, il giorno stesso già abbiamo visto alla pompa di benzina e del diesel aumenti importanti. Ormai il diesel è arrivato ben oltre i 2 euro e naturalmente questo incide sull'economia di un paese e succede che a pagarne il prezzo poi sono le fasce più fragili e tra queste naturalmente quella fascia di paese che sono i pensionati, che sono quelli che rappresentiamo, naturalmente non sono gli unici, ma è evidente che con le pensioni che abbiamo, più volte in questa trasmissione abbiamo messo in evidenza come ci sia uno scarto importante tra l'aumento delle pensioni e il costo della vita, voi immaginate con gli aumenti a 2 o 3 cifre che avremo nei prossimi mesi che effetto ci può essere sulla condizione materiale delle persone. Voi come sindacato dei pensionati a livello nazionale avete qualche possibilità per magari degli sgravi fiscali? Perché si è parlato appunto delle accise, hanno già lavorato sulle accise ad tempus, però insomma per altre cose oppure no? Noi proveremo a fare qualche incontro col governo, però la vera verità è che la guerra deve cessare, nel senso che qualsiasi intervento facciano i governi in presenza di un conflitto è chiaro che sono superati dagli eventi, insomma, quindi il punto vero è che il conflitto deve terminare e la regolazione economica tra i paesi del mondo deve avvenire tra le regole della convivenza civile e non attraverso le armi, perché poi la ricaduta è sulle persone più fragili. Assolutamente. Massimo Ciastaro, grazie del suo intervento, grazie a voi di averci seguito e come sempre rivolgetevi allo SPI per avere delucidazioni e informazioni e anche farvi controllare la pensione. Alla prossima!